C'è di più. Le infrastrutture che partiranno non sono quelle dei 3,1 miliardi di euro, ma sono quelle che diceva mio zio Giovanni, che era sindaco di un paesino di 300 anime nel centro della Sardegna, ad Allai, quando partiva per Roma riempiva la sua valigetta di pernici e di lepri. E gli si chiedeva: dove vai, zio Giovanni? Vado alla Cassa Depositi e Prestiti per chiedere qualche contributo, qualche finanziamento per il nostro piccolo umile comune. Ebbene, Renzi ha ristabilito quella logica: anziché andare alla Cassa Depositi e Prestiti, ha stabilito che le lepri e le pernici si portano a Palazzo Chigi, perché ha messo un provvedimento, una norma, secondo la quale chiunque fosse stato informato che dal 2 al 15 di giugno di quest'anno avesse intuito che c'era un tweet del Presidente del Consiglio che diceva: i sindaci che seguono Twitter mandino una richiesta di finanziamento perché poi io valuterò. E dice, infatti, Renzi lo chiama piano dei 6.000 campanili. Si è tornati al tribale. Si è tornati alla lepre e alla pernice con la quale bisogna venire a Roma da Presidente del Consiglio, anziché utilizzare quelle minime procedure elementari che mettono tutti i sindaci uno sull'altro sullo stesso piano. E invece Renzi sposa la logica becera del clientelismo, cancellando il Ministero delle Infrastrutture perché non si fida di Lupi, perché la clientela la vuole fare lui e non la vuole far fare a Lupi, perché c'è un concetto che riporta la Presidenza del Consiglio dei Ministri non a soggetto di coordinamento, ma di ordinamento e soprattutto, come in questo caso, decisionale sulle cose assolutamente marginali.